Buongiorno a tutti e a tutte. Mi tocca il difficile compito di chiudere questa sequenza di interventi e lo faccio colpito profondamente dalla pluralità di visioni, di progettualità che sono state espresse, di battaglie sia storiche ma anche nuove esigenze, nuove istanze che stanno emergendo con forza. Diceva Antonio Gramsci in una lettera del 1930 che la crisi consiste nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può ancora nascere. La crisi è un passaggio, è una fase dolorosa sicuramente, e qua sono stati raccontati anche tanti dolori, tanti problemi, ma anche un'opportunità. Noi in quest'ultimo anno e mezzo l'abbiamo provato ad affrontare vedendo le sue declinazioni democratiche, la sfiducia profonda delle persone, diffusa in giro per la Sardegna. Una Sardegna ostaggio di classi dirigenti bollite che non rappresentano più nessuno, sempre più chiuse nel loro fortino. Una crisi sociale, economica, lavoro povero, una bassa capacità di innovare, il processo, il prodotto, tante cose che sono state già dette. Una crisi dei poteri, la fine dell'esperienza autonomistica e nulla dopo. Un nuovo centralismo, una classe politica che non riesce più a dare risposte degne di quelle che dovrebbe dare per una Sardegna diversa, più autodeterminata, più democratizzata. Una crisi culturale. Noi dobbiamo fare i conti con la nostra identità e farlo con un nuovo pensiero sardo globale, capace di affermare la nostra differenza in connessione con il mondo, perché siamo al centro del mondo. Bisogna rompere la visione periferica che abbiamo di noi stessi. Le nostre generazioni sono quelle dei figli della crisi. Ce l'abbiamo nelle nostre biografie, l'avete sentito, chi è tornato, chi è partito e non è più tornato, chi ha avuto un biglietto di sola andata puntato sulla tempia e non è più tornato in Sardegna. Ecco, noi siamo in campo per loro anche. Siamo in campo per chi oggi vuole pensare che quest'isola sia degna di essere vissuta domani, fra 10 anni, fra 50 anni, per i nostri figli e i nostri nipoti, per chi vorrà farli. Questo è il tema cruciale. E perché la sfida elettorale? Perché la sfida elettorale per noi è un passaggio importante, ma la politica non si chiude con la sfida elettorale, ma la sfida elettorale può essere un passaggio per accelerare processi, per aprire nuovi spazi di democrazia e di partecipazione. Il nostro obiettivo è dare e costruire tutti assieme una nuova classe dirigente per la Sardegna, una nuova classe dirigente a forza di forze giovani, nuove, che hanno testa e cuore e gambe piantate qui, che sappiano guardare a se stesse, che sappiano guardare alle proprie vite e trarne progettualità, visione e sviluppo. Una nuova classe dirigente che non abbia paura di dire che servono nuovi poteri. Una nuova classe dirigente che non abbia l'orientamento degli occhi solo sul Parlamento, perché si vuole fare leggere per poi andare in Parlamento a fare cosa? A non fare gli interessi della Sardegna come sempre è stato. E allora noi abbiamo bisogno di una classe dirigente nuova che non si limiti più ad andare a fare richieste sotto il Ministero dello Sviluppo Economico, a pedie. Che vergogna! Non è questo l'obiettivo della classe dirigente che ci immaginiamo. La classe dirigente costruisce progetti per un nuovo modello di sviluppo più giusto e sostenibile, del lavoro di qualità, una classe dirigente che investe sui saperi, sulla conoscenza come leva per la democrazia e per lo sviluppo isolano, una classe dirigente che sappia rompere definitivamente le disuguaglianze di genere nella nostra isola, una classe dirigente per una Sardegna plurilingue, capace di pensare in tanti modi, di sognare anche in tanti modi, non solo in italiano, una classe dirigente che sappia guidare un riscatto globale dalla nostra isola e che la renda un'isola di un mosaico di luoghi, un mosaico delle differenze, ma dove si possa vivere dignitosamente. E non eccedo sul programma perché, come avete sentito, è già denso la nostra proposta programmatica.
programmatica che abbiamo sviluppato, insomma, insieme agli amici di Progress e di IRS, con i quali stiamo condividendo, e sono d'accordo con chi mi ha preceduto, non soltanto una sfida elettorale, ma una convergenza di scopo per la Sardegna, una convergenza che sappia portare ai frutti nuovi all'isola del 2024, del 2025, dei prossimi 5-10 anni. La Sardegna ha bisogno di votare se stessa. La Sardegna ha bisogno di credere in se stessa. La Sardegna ha bisogno di una proposta politica fatta da persone che sappiano distinguere un cucciolo di maremmano da un agnellino, perché mi sembra che molto spesso c'è qualcuno che non sa distinguere nemmeno queste cose in chi va al governo della nostra regione. Abbiamo bisogno invece di gente con i piedi piantati qui, con il pensiero, un pensiero sardocentrico e sardoglobale al tempo stesso. E vado a chiudere dicendo che la nostra è una visione progettuale, non è la carriera delle lamentele. Noi non stiamo facendo un insieme di lamentele, stiamo scommettendo su qualcosa di nuovo e innovativo, su nuove convergenze, e siamo al fianco a Renato Soru su questo, perché pensiamo che insieme alla proposta politica della coalizione sarda ci possa essere questa apertura storica, questa rottura storica in Sardegna per ridefinire il quadro politico e dare all'isola una nuova politica capace di rispondere ai bisogni della maggioranza delle persone e non più dei pochi, perché troppo spesso la politica ha risposto e continua a rispondere soltanto ai pochi. E chiudo dicendo questo: non siamo il passato. Noi non siamo il ritorno di un passato presunto, non siamo qua per dire oh com'era bello il passato, no, siamo proiettati al futuro. Il nostro è un ritorno al futuro dell'operosità contadina, il ritorno al futuro di chi ha fatto le generazioni di operai, di minatori che si sono spaccati la schiena al lavoro. Siamo figli di quella gente, siamo figli di Francesca Sanasulis, di Amsicora Capra, di Pasche D'Azzau, siamo i figli di Peppino Mereu, di Montanaru, siamo i figli di Gio Marian Joy e di Antonio Gramsci. Siamo il ritorno al futuro di quell'idea di una Sardegna più determinata, più felice, più contenta e più degna, perché questo è l'obiettivo col quale entriamo oggi nella scena elettorale e andiamo a prenderci il governo della regione. Buona strada a tutti!